Dagli anni '80 gli esemplari, dopo essere scomparsi, sono ritornati. Ora la presenza dei lupi sull'Appennino Ligure è ormai una realtà consolidata e secondo Regione Liguria ci sono circa 150 esemplari stanziali. Un fenomeno completamente naturale, che però crea alcune problematiche di convivenza nelle aree dove gli uomini e gli animali selvatici si ritrovano a convivere. L'allarme lo ha lanciato la Confederazione Italiana Agricoltori Liguri, accolta a Genova prima del Consiglio regionale dal vicepresidente Alessandro Piana. Gli agricoltori allevatori hanno denunciato l'attività predatoria dei lupi nell'entroterra, divenuta troppo frequente, richiedendo a gran voce l'aiuto della regione. Tra le misure proposte lo spostamento fuori dalla regione di alcuni esemplari, interventi di sterilizzazione e monitoraggi. Per queste cose ci sono anche appunto ci sono persone più preparate anche di noi per poter trovare delle soluzioni di questo tipo. Il nostro intento principale è quello di denunciare questa situazione e di stare al fianco dei nostri allevatori che veramente sono in una situazione molto molto difficile. Dal punto di vista della regione, le azioni di prevenzione e reazione alle problematicità sono già in atto, come la segnalazione tramite mail con foto georeferenziate delle predazioni, una più alta concessione dei ristori e un maggior supporto nella dotazione di strumenti tecnologici avanzati, sia per le recinzioni che per gli animali a rischio predazione. Viene richiesta però all'Europa maggiore chiarezza sui criteri per la gestione dei lupi. È chiaro ed evidente che serve anche da parte dell'Europa in questo momento più che mai, al di là di ogni ideologia e di sensibilità che io comprendo, però serve un approccio diverso per quanto riguarda, diciamo così, il discorso lupi, il discorso grandi carnivori. La Regione Liguria nel 2018 ha aderito al Wolf Alps Life, che è un piano appunto di gestione del lupo in Europa. Ecco, vorremmo sapere anche in altre realtà regionali, ma soprattutto europee, che cosa si sta facendo per il contenimento del lupo. Ripeto, al di là di ogni facile dichiarazione di parte e soprattutto scevri da ideologie che oggi sono quanto mai inappropriate e inopportune.